Siamo con la direttrice di Casa Maria Adelaide. Qual è lo scopo di questo concerto benefico? Oggi è un concerto di solidarietà che ogni anno Casa Maria Adelaide promuove. Doveva essere fatto in abbazia, ma a causa maltempo l'abbiamo fatto qui all'azienda agricola La Tordera, che è una nostra grande alleata negli eventi e in varie manifestazioni che facciamo. Oggi per noi è un momento importante perché raccoglieremo dei fondi per il futuro ampliamento che faremo e quindi per l'arredamento interno. Chi vuole ringraziare per la riuscita di questo concerto? Ogni anno il Coccobello organizza un evento e quest'anno invece, grazie a loro, siamo riusciti ad organizzare questo evento e hanno promosso gran parte della giornata, e quindi anche ringrazio tutto lo staff della cooperativa, tutti i ragazzi che vivono da noi, il Conte da Sacco che è sempre vicino alla nostra realtà, l'azienda agricola La Tordera che ci ospita sempre in tutti gli eventi, e le varie cantine e tutti gli altri enti del territorio che oggi hanno contribuito a rendere bello questo evento donandoci il vino e tutte le pietanze, dalle sorelle Bronca, l'azienda agricola Miotto, Nikos, Angelo Presti, il Bamà e poi l'Osteria Emilia e l'Aries Pasteria e l'Amadeus, che oggi ci allieteranno con dei cicchetti assieme al vino di OCG. Siamo con il gruppo The Beatles Pie che si esibirà questa serata. Presentate il vostro gruppo. Allora, noi siamo i Beatles Pie, veniamo dalla provincia di Belluno, qui di fianco a me c'è il nostro John Lennon, Davide De Bona, io mi chiamo Fabio Trentini, faccio la parte di Paul McCartney, poi ci sono Francesco Dominichini che fa la parte di George Harrison, sono la chitarra solista, poi abbiamo alla batteria Fabrizio e il nostro tastierista Nicola Menel. Innanzitutto vorrei ringraziare chi l'ha organizzato, che ci ha coinvolto, ci ha chiesto di partecipare per portare la musica dei Beatles anche in questi eventi, perché i Beatles hanno segnato la storia della musica, la storia di tantissimi gruppi musicali e sono sempre un comune denominatore per tante situazioni che vanno appunto dal concerto, da una situazione benefica come questa, e quindi per noi è un piacere essere qui e portare la musica dei Beatles anche in queste situazioni dove insomma è bello cercare di stare assieme per uno scopo che è quello appunto di sostenere la casa. Siamo con Gabriella Vettoretti dell'azienda agricola La Tordera. Come mai la vostra cantina ha deciso di ospitare questo evento? Io devo dire che noi siamo molto legati a Casa Maria Adelaide, ospitiamo qui uno dei ragazzi che ci dà una mano in azienda, e soprattutto credo che essere utili per il territorio, per le persone che hanno bisogno, è una cosa molto importante, e quindi diciamo che la grande fortuna che abbiamo di questo territorio, cioè che il nostro Conegliano Valdobbiadene di OCG è un prodotto che va benissimo in tutto il mondo, questi introiti è anche bello darli alle famiglie che hanno bisogno e quindi aiutare questa struttura.